pace, fratelli. Vi invito a prendervi i vostri posti. Inizieremo la nostra riunione, no? Il nostro culto. Amen. Alleluia. Questa settimana abbiamo avuto l'evento evangelistico. Penso che abbiamo sentito tante testimonianze, no? Il Signore ha fatto tante cose, grandi cose, no? Alleluia. Che noi possiamo stamattina, no? Ringraziare il Signore, perché stamattina noi abbiamo visto il suo potere, no? Abbiamo visto perché Lui sempre viene, che c'è fuoco, no? Io credo che il Signore vuole riempirci questa mattina, come Lui ha fatto tutta questa settimana, per quelli che erano qua, che hanno partecipato. Penso che come Lui ha fatto nella vita di quelle persone che hanno ricevuto la parola di Dio. E il Signore c'è. Amen. Preghiamo il Signore. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, soprattutto perché oggi siamo qua nella tua casa, Dio. Grazie, Signore, per la tua potenza, Signore. Grazie per la tua presenza, Signore. E in questa mattina, Signore, noi vogliamo ringraziarti. Vogliamo lodare, innalzare il tuo santo nome, Signore. Vogliamo offrire a te la nostra lode e la nostra adorazione, Signore, perché noi riconosciamo, Signore, che tu sei il Dio della nostra vita, Signore. In questa mattina, Signore, che tu possa versare su di noi la tua unzione, la tua grazia, Signore, che il tuo fuoco possa bruciare, Signore, in questo luogo, Signore, in nome di Gesù. Noi ti chiediamo, Signore, vieni con il tuo Spirito Santo, perché noi siamo qua pronti, disponibili, Signore, per bruciare nella tua presenza in nome di Gesù. Vieni, Signore, ricevi, Signore, la nostra lode, la nostra adorazione, Signore, perché oggi noi siamo qua per te, noi siamo qua per te e noi ti loderemo, Signore, con gioia, con forza, in nome di Gesù. Amen. Noi siamo carichi. Guarda il fratello, la sorella che è a fianco a te e chiede: tu sei carico in questa mattina? Sei gioioso? Sei gioiosa? Alleluia, allora lodiamo il Signore, amen? Alleluia. Con le nostre power. Tu respiri? Allora lodiamo il Signore. Se tu respiri, loda 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 il Signore. O nella valle o sulle montagne, se sono sicuro o seguito, dove se sono solo o circondato, perché
lodare il Signore, no? Alleluia. Come è buono stare nella casa di Dio. È meglio stare Alleluia. un giorno nella presenza del Signore che in altri posti, no? Amen. Amen. Le mani. Alleluia.
al nostro fianco, che ci fa vincere, che ci fa passare per i deserti, e Lui c'è sempre. Amen? Alleluia. Ricorderò le meraviglie tue, la libertà, l'esodo del mio cuore. Mi cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, Dio tu lo dichiari questo. Sei il Signore di ogni vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia. La nuvola è il segno che tu sei con me, il fuoco tuo mi guida nella notte. Mi hai cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, Dio tu lotti per me, sei il Signore di ogni vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia. Dio tu lotti per me, sei il Signore di ogni vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia. Si venuto al mio Egitto, mi hai preso per la mano, mi hai guidato in vittoria, alla mia terra promessa, e adesso canterò ciò che tu hai fatto a me. La morte è sconfitta per la furia del tuo amore. Si venuto al mio Egitto, mi hai preso per la mano, mi hai guidato in vittoria, alla mia terra promessa, e adesso canterò ciò che tu hai fatto a me. La morte è sconfitta per la furia del tuo amore. Dio tu lotti per me, sei il Signore di ogni vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia. Dio tu lotti per me, sei il Signore di ogni vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare, Alleluia. mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia.
Amém. Glória a Dio. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi. Jerry è venuto oggi. Amém. Glória a Dio. Chi è felice? Alza la mano così. Noi siamo il popolo più felice della terra. Amém. Guarda la persona che è a fianco a te, guarda negli occhi così e dice: tu fai parte della famiglia più felice della terra. Amém. Noi siamo così, perché? Perché Gesù ci ha liberati, il peccato non ha più dominio su di noi. Noi siamo liberi, no? Alleluia. Noi camminiamo per fede e non per vista. Non importano le circostanze, noi guardiamo Gesù e basta. È facile? Non è facile. Io so che non è facile, ma il Signore ci dà la forza. Lo Spirito Santo ci addestra e noi camminiamo di gloria in gloria, no? E lo Spirito va perfezionando l'opera nella nostra vita, trasformandoci in copie di Gesù. Ogni giorno noi siamo più simili a Gesù, meno noi più Lui, meno me più di Gesù, meno peccati più santità. Amen. È così nella tua vita? È così che lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita? Amen. Allora lasciati andare nelle mani dello Spirito Santo, perché Lui è un expert in fare questo lavoro. Alleluia. No, noi continueremo a lodare il Signore con le nostre decime, con le nostre offerte. Voi che avete portato, no, quello che avete pensato prima, avete pregato prima, no, come l'Apostolo Paolo ci insegna, no? L'Apostolo Paolo ci insegna tanto. L'Apostolo Paolo dice: date ognuno secondo avete proposto nei vostri cuori. Allora lui ci insegna che noi dobbiamo pregare per questo, dobbiamo pensare a questo, e lui ci insegna anche che noi dobbiamo essere abbondanti, no? Perché è così che funziona. Chi semina tanto raccoglie tanto, chi semina poco raccoglie poco. È la legge della semina e della raccolta, no? Allora ti invito a prendere nella tua mano la tua decima e la tua offerta, no? E preghiamo insieme consacrando al Signore. Caro Padre, noi ti glorifichiamo, Signore. Ti glorifichiamo perché tu sei un Dio da vicino e non da lontano. Tu ci benedici ogni giorno, Signore. Tu sei quello che vedi e provvedi ognuno delle nostre necessità, Signore. Noi ti ringraziamo per questo. Stamattina noi vogliamo adorare te, Signore, anche con le nostre decime, anche con le nostre offerte, Signore, portando una piccola parte di quello che tu hai versato nella nostra vita, Signore, come ringraziamento, come dichiarazione davanti a tutto il mondo spirituale che tu sei Dio anche sulle nostre finanze, che noi non serviamo a due signori, serviamo soltanto te, solo tu sei Signore sulla nostra vita. Allora noi dichiariamo questo, Signore, portando, essendo generosi, portando la decima e le offerte davanti a te nel tuo altare, Signore, per lodare e glorificare il tuo nome. Allora ricevi, Signore, perché è con gioia che noi facciamo, Signore, perché noi sappiamo che a te piace un donatore che dona con gioia. Allora ricevi. Noi chiediamo la tua benedizione su tutti quelli fratelli, Signore, che magari stanno passando per qualche situazione di difficoltà nella loro vita, nelle loro finanze, magari cercando un lavoro o il lavoro non va bene, che tu possa agire, che tu possa alzarti in favore di loro, Signore, benedicendo, cambiando la loro storia, e che anche quelli che non hanno niente da offrire, Signore, che possano avere, Signore, per lodare te con le loro finanze. Noi preghiamo così nel nome santo di Gesù. Amen. Voi potete uscire dal vostro posto con gioia nel cuore e potete portare qui davanti la vostra decima, la vostra offerta, no, celebrando davanti al Signore. Amen. Con gioia. Con gioia. Generazioni
prostrati ad adorare, a cantare la canzone all'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, canta la canzone all'agnello. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini. Il tuo nome è di sopra di ogni nome, grida gli angeli, santo, grida il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Se sei stato perdonato, se lui ti riscattò, canta la canzone all'agnello. Se in libertà cammini, se porti il nome suo, canta la canzone all'agnello. Oh, canta la canzone all'agnello, grida agli angeli, santo, grida il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Noi cantiamo a te, santo, nostro Re dei Re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini. Il tuo nome è di sopra di il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini. Il tuo nome è di sopra di ogni nome, grida agli angeli, santo, grida il creato, santo, tu sei innalzato, santo, sei santo per sempre. Noi cantiamo a te, santo, nostro Re dei Re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Solo le voci possiamo fare il tuo nome. Il tuo nome. Facciamo un grande coro.
Alza la tua voce, più alto che puoi. Di ogni, di troni, domini. Alleluia. Ancora una volta, diciamo, il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande. Di ogni potenza, di troni. Alleluia. Il tuo nome è stato innalzato al di sopra di ogni nome, Gesù. Alleluia. C'è potenza nel tuo nome, c'è salvezza nel tuo nome, c'è vita nel tuo nome, c'è restaurazione nel tuo nome. Oh, c'è guarigione nel tuo nome. Alleluia. Cambiamento nel tuo nome. Oh, tu cambi, Signore, tutte le cose, tu cambi la vita, cambi il carattere, tu cambi il modo di essere, il modo di pensare, il modo di agire. Tu sei quello che arriva e pulisce tutto e cambi tutto. Alleluia. Noi ti glorifichiamo, Signore Gesù. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Noi ti glorifichiamo, Signore, perché solo tu sei Dio. Dichiariamo davanti a tutto il mondo spirituale che tu sei Dio sulla nostra vita, sulla nostra chiesa, su questa città, su questa provincia. Alleluia. E noi glorifichiamo il tuo nome. La tua chiesa alza la voce per adorarti, Signore. Oh, alleluia. Gloria, 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 gloria. Alza la tua mano e di gloria, gloria, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Santo, 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 santo sei. Oh, santo, santo, santo sei. Alleluia, 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 alleluia. Oh, alleluia. Noi ti adoriamo, glorifichiamo il tuo nome, il Re dei Re, colui che regna in eterno. Alleluia. Oh, alleluia. Ci sottomettiamo a te, Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Alleluia. La tua chiesa ti adora, la tua chiesa ti adora, la tua chiesa ti adora. Oh, vieni, Signore, con la tua presenza qui. Alleluia, 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 alleluia. Oh. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu sei santo, 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 santo. Alleluia. Amen. Possiamo dare un brado, un grido di vittoria, gridare alleluia tutti insieme, molto alto. Facciamo tremare le strutture dell'inferno stamattina qui nel nome di Gesù. Amen. Dai, conto fino a 3. 1, 2, 3. Alleluia! Alleluia! Amen. Alleluia. Potete accomodarvi, per favore? Alleluia. Gloria a Dio. Grazie per esserci qui con noi stamattina. Noi vogliamo ringraziarvi tutti, quelli che ci stanno visitando oggi per la prima volta, quelli che per la seconda, quelli che per la terza. I nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa, no? Che Dio possa raggiungervi lì, che voi possiate sentire la unzione che noi stiamo sentendo anche qui, no? E lodato sia il Signore per questo, no? Gloria a Dio. Lodato sia il Signore per quelli che sono con noi fin dall'inizio. Che il Signore possa continuare ad incoraggiarvi, a sopportarci. Amen. Noi siamo felicissimi per quello che il Signore ha fatto questa settimana. We are happy
for what God has done this week here. Noi abbiamo avuto una settimana stupenda. We had a fantastic week. Il Signore, abbiamo iniziato un po', We started a bit, so and so. un po' tranquilli, Too quiet, un po' tiepidi, too lukewarm. Sorry. ma dopo la cosa But ha then preso fuoco everything got in fire, ed è diventato un and incendio it was qui. like a big fire here. Venerdì e sabato non vi racconto Friday and Saturday, I don't even want to tell you quello che il Signore ha fatto. what God has done here. Lo Spirito Santo ha riscaldato i cuori. So the Holy Spirit has Noi siamo warmed our stati hearts, and infuocati we were dallo Spirito fired Santo. by the Holy Spirit. Alleluia. Hallelujah. Gesù passeggiava qui in mezzo a noi. Jesus was walking here with Lo us. Spirito Santo toccava So ogni the Holy cuore. Spirit was touching every heart Hallelujah. here. Alleluia. Amen. Mi dispiace per voi che Sorry for those che non siete who stati couldn't qui. come here. Non potete calcolare So quello you che avete don't perso. imagine what you missed. Non potete calcolare quello che voi You avete cannot perso, imagine purtroppo. what you've missed. Ma avete perso tanto. But you missed everything. A Ma lot. ci sarà una seconda But chance. it's going to have a second chance A settembre, vero in pastore? September. Amen. A settembre loro con tutta la squadra, anzi di più perché saranno, questa volta sono solo 8, So- no? Ma a settembre saranno 25. So in September, they're going to come back, but not only 8, but 25. E noi vi daremo per tempo le date, And we're going to give you the dates in modo che voi possiate prendere ferie, before in advance, organizzarvi so per tempo you can get e holidays venire a and partecipare di questo risveglio. take part of this. Sorry, I got the word now. Revival. Sorry. Oh, sorry. Vede, io che non parlo inglese Thank you. I need help. e voi sarete qui a provare di questo che il Signore sta facendo. And you're going to be here feeling what God is doing here in Italy. Ma non è che noi resteremo lì seduti ad aspettare settembre. But we don't have to be sitting there and wait for September to come. Noi continueremo a muoversi. We're going to continue moving. La Chiesa continuerà a muoversi. The church is going to continue moving. Noi porteremo avanti quello che il Signore ha piantato And we are qui. going to move on with what God has planted here this week. Questo fuoco non si può spegnere. This fire cannot be put Dobbiamo, off. dobbiamo tenere questa fiamma accesa We have to keep this flame burning, e dobbiamo mettere ancora più benzina. and we have to put more fuel in the fire. Amen. Amen. Perché io so che noi possiamo incendiare questa città. Because I know that we can put Chi this crede in questo city con me? on fire. Do you believe it? Amen. Chi crede in questo? No, voglio più convinzione. I want you to convicted of that. Chi crede che noi possiamo incendiare questa Do you città? believe we can put this city on fire? Amen. Amen. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perché io vedo che Gesù vuole fare qualcosa. Because I see that Jesus wants to do something here. Ma il tempo che lui è sceso qui è già passato. But the time that when he was living here in this earth is Lui è gone. venuto e ha dato l'input a So he questa came cosa. here and he started all these things when La he Chiesa è came. nata ed è andata So the avanti. church was born and had to continue. E adesso il compito è And nostro. now it's our job to do it. Atti degli Apostoli non è finito ancora. Acts of Apostles is not finished yet. Atti degli Apostoli non è It's finito ancora. the book of Acts is not finished Adesso yet. tocca a noi. We are the ones Amen. now. Amen. Siamo noi gli apostoli che devono andare a predicare il Vangelo e fare i discepoli di Gesù. We are the apostles that have to preach. Amen. And Chi viene con me? who's going to come with me? Ma Signore, Oh goodness. vi sto incoraggiando, I'm no? Vi sto encouraging you, invocando. please. No, chi viene con me? Who's coming with me? Andres. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. E il Signore farà delle cose grandi. God is going to do great Amen. things. Io Amen. credo in questo. I believe it. Stiamo pregando per questo. We are praying for E this. stiamo predicando per questo. And we are preaching for this. Amen. Amen. Unitevi a noi. So come, Unitevi united a with noi. us. Amen. È passato il tempo di essere pecorelle. So it's the time to be little sheep, little lambs is gone. Noi siamo soldati We are soldiers, e facciamo parte di questo esercito. and we are part of this big Noi siamo nella linea di army, fronte and we are in the front line, e dobbiamo affrontare il diavolo and we have to fight the devil perché la vittoria ci appartiene. because the victory belongs to us. Amen. Amen. Gloria a Dio. Senza perdere tempo, volevo invitare il pastore Tommy. So without wasting time, I would like to call Pastore, Pastor Tommy.
Amen. Noi abbiamo questo privilegio di avere lui e tutta la squadra qui oggi. We have the privilege to have him Posso- and all his posso presentare warriors with us. Tutta la squadra, venite So qua could che you vi come here, presentiamo. please? We want to present you to everybody. Venite qua. Ci siamo tutti? Manca. Is there everybody here? Or Vieni anche tu, Audrey. Così. Audrey, come. Ragazzi, non so come ringraziarvi. I don't know how to thank you. Non so proprio come I don't ringraziare really a know voi. how to thank you. Perché io so che per voi questo costa. Because I know that this costs a lot to you. Famiglia, Family, mariti, mogli, husband, wives, genitori. parents. Avete lasciato tutto là. Avete lasciato You tutto have là. left everything there, sorry, Per amore alla nostra for Italia. the love of Italy. No, grazie. Thank you very much. Grazie di cuore. Thank you with all our hearts. Noi pregheremo per il We're vostro going to ministero, pray for your ministry. perché il Signore possa alzare delle persone che possono So seminare nel vostro God ministero. can raise people that is going to sow in your ministry. E che questo amore per l'Italia And I hope this love for Italy non si raffreddi mai is not going to get cool. It's Perché not voi going to cool down. e che voi possiate continuare ad intercedere And I per la hope you're nostra going to nazione. continue praying for our nation. Noi siamo ancora pochissimi in Italia. We are just a few here in Italy. Italia è una nazione non raggiunta. So Italy is a nation not Noi siamo sotto not gained for l'1%. Jesus. We are di below cristiani. 1% of Christians. Siamo davvero pochi. So we are just a few. E noi stiamo gridando, Mariana lo sa, And noi we stiamo are gridando al Signore che ci crying mandi aiuto. To God to give us help, to send us help. E voi siete risposta di preghiera. And you are answer to our So che avete già prayers. sentito questo I tante know that you volte. have probably heard this before, No, ma voi siete davvero but risposte you are alle nostre really preghiere. answers for our prayers. Perché abbiamo pregato anche noi per questo. E stiamo pregando anche Because noi we per have questo. prayed and we are continuing praying for that. E allora io vi abbraccio So I hug e you vi ringrazio con tutto and I il mio thank cuore. you with all my heart. Che il Signore possa riempirvi di benedizioni infinite. I hope God is going to fill you with blessings without Perché no state, end. state endless seminando blessings. nel regno. Because you are seeding the kingdom of God. Sorry, E la raccolta è grande. and the harvest is going to be enormous. Grazie. Thank you. Noi vogliamo applaudirvi. And we're going to. Thank you. Thank you very much. Pastore Zito. It is your house. Hallelujah. God is good. Dio è buono. How many love your pastors? Chi ama i suoi pastori, i vostri pastori? Anybody really love your pastors? Veramente amate i vostri pastori? Praise God. We thank Dio God sia for them. lodato. Noi ringraziamo Dio per loro. And they're amazing people. E sono persone meravigliose. And this church, E questa chiesa a special place. è un luogo speciale. The presence of the Lord is here. La presenza del Signore è qui. Hallelujah. Amen. And we believe there's going to be a lot more people that are going to come experience the presence of the Lord. E noi crediamo che ci saranno tante persone che verranno e sperimenteranno anche loro la presenza del That's Signore e le here. sue Hallelujah. benedizioni. Amen. How many of you came from Brasilia? Chi di voi è venuto dal Brasile? Wow, look at all the Brazilians. Amen. Incredible thing that God is doing in Brazil. Dio sta facendo grandi cose in Brasile. But why can't Italy be the same? Ma perché non l'Italia possa essere uguale? Amen. Amen. So this is service number 11, I think. Questo è l'11° servizio che facciamo, penso. 11th service. 11 servizi, 11. And it's been beautiful E è stato bellissimo to have the different churches together. avere tutte queste chiese insieme.
I want you to open your Bibles this morning. Vorrei invitarvi a aprire le vostre Bibbie questa mattina. We're missing one team member. Valerie is out and about. Valerie non è qua, è una del team, sta facendo un giro. But this, thank God for this team. Noi io ringrazio per questo team. And thank you for participating this week. Grazie per aver partecipato questa settimana. If you weren't able to make it, Se non sei riuscito a venire, we felt in our heart to come back to Venice. noi abbiamo sentito nel nostro cuore di ritornare qua a Venezia. We sensed something in the spirit. Noi abbiamo sentito nello spirito. And so we're going to come from Torino in the first week of September. Veniamo la prima settimana di settembre And a Torino. September 7. 7. That whole week. È tutta la settimana, quella settimana lì. Almost maybe 25 of us evangelists are going to come. Probabilmente 25 di noi Join evangelisti. the churches that are already involved. E saremo con le chiese che sono già coinvolte And nel then we progetto. believe in God for new churches to get involved as well. E noi crediamo che altre chiese saranno coinvolte anche. We're going to expand this to Treviso and Padua. E noi dobbiamo espandere anche a Treviso e Padova. Amen. Amen. And the whole region would be on fire for God. E tutta la regione sarà in fuoco per Dio. Amen. Hallelujah. Amen, alleluia. How many believe in for that? E quanti di voi credete in Ok. questo? Okay, Zechariah, Zaccaria, just turn over there quick. velocemente. I just want to talk to you Vorrei parlarvi about two people this morning. su due persone questa mattina. David, Davide. Davide. How many like David in the Bible? A chi piace Davide nella Bibbia? Amen. Amen. David was a worshiper, right? Era un adoratore, vero? I think David would like this church. Io penso che a Davide piacerebbe questa chiesa. I think David would feel comfortable here. Si sentirebbe a suo agio qua. David he's very unique in the Bible. Lui è unico nella Bibbia. He's the no rest, no sleep, no slumber guy. E lui è quello che non dorme, che non si riposa, che non smette di lottare. How many felt like you had no sleep this week? E chi ha pensato che ha quasi è stato senza sonno questa settimana, non ha dormito bene? Amen. We feel like David. Noi ci sentiamo un po' come Davide. Praise the Lord. Gloria a Dio. David said, as the deer pants for the water, E così come lui ha detto, così come la corsa anela per l'acqua, so my soul longs for you. così la mia anima anela a te, Signore. Amen. Amen. And David is called a man after God's own heart. E lui è chiamato l'uomo con il cuore di Dio, secondo il cuore di Dio. What a compliment Che complimento. that David is a man after God's own Che lui heart. sia un uomo con il cuore secondo il cuore di Dio. And Jesus E Gesù is not known as the son of Moses. non è conosciuto come il figlio di Mosè, He's not known as the son of Abraham. neanche come figlio di Abramo, He's not known as the son of Elijah. e neanche il figlio di Elia. He's known as the son of. Davide David. è conosciuto come il figlio di Everybody Davide. say David. The Bible says before the Lord comes back, E la Bibbia dice, prima che il Signore ritorni, the tabernacle of David will be il established. tabernacolo di Davide deve essere The stabilito. Bible talks about the spirit of David. E la Bibbia parla dello spirito di Davide. And the Bible says that he would release the key of David. E la Bibbia dice che lui libererà la chiave di Davide. Everybody say David. Quindi tutti ripetete In Davide. Zechariah In Zaccaria chapter 12, 12, it says in verse 8, verso 8, in that day, in quel giorno, everybody say that day, vi ripetete quel giorno, shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, l'Eterno proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. and he that is weak E colui che fra loro shall be like David. vacillare in quel giorno come Davide, Was David strong? perché Davide era forte, Yeah, David was pretty strong. era molto forte. The Bible says David, as a teenager,
Quindi la Bibbia in verità ci dice che quando era un adolescente, took out a lion and a bear. lui ha preso un leone e un orso. A lion Un leone and a bear. e un orso. How many ever seen a lion? Avete mai visto un leone? I have a friend of mine that was preaching in Africa, Io ho un amico che predicava in Africa and one of the lions came into the village, e un leone è entrato nel villaggio dove era lui. and the lion roared, E quando il leone ha ruggito, and there was two little dogs had heart attacks and died. due cagnolini che erano lì hanno avuto un attacco di cuore e sono morti. Kind of a sad story, Quindi è una storia un po' but triste. they were terrified of the lion. Ma erano terrificati dal leone. And so David took out a lion. E quindi Davide ha preso e ha No, sconfitto un leone. This is a serious young man E there. quindi è un ragazzo serio. And then he took out a bear. E poi ha sconfitto anche un orso. Does Italy have bears? E qui in Italia avete degli orsi? How many ever seen a bear? Quanti avete visto già un orso da vicino? And next time you go to the zoo, Quando la prossima volta che andate al zoo, if you come to America, we got big zoos. se venite in America abbiamo dei grandi zoo And you could see the lion and the bear. e potete vedere il leone e anche l'orso. And you could think about David. E potete ricordarvi di Davide. Because if you had a choice, Se tu avessi una Lion, scelta, un leone, bear orso or Goliath, o Golia, which one would you choose? quale sceglieresti? You got to be stuck in a room. E penso che sarete chiusi in una stanza. You got to pick door number 1, lion, Prima porta, numero 1, or leone. number 2, a bear, Numero 2, l'orso. or number 3, an 8-foot man. O numero 3 con un uomo da 3 metri. I know who I'm picking. E io so cosa prenderei. I'm picking the 8-foot man. E io prenderei l'uomo. Hallelujah. Amen. Maybe I can run around, Perché posso magari correre intorno make him dizzy. e fargli un po' girare la testa. I don't know. Non lo so. I'm not getting in there with the lion. Io non vado con il leone sicuramente. Hallelujah. Amen. Unless Daniel is in there with me. E invece se Daniel fosse con me. Amen. Amen. So the Bible says La Bibbia dice that in this last day in questi ultimi giorni that people are going to go from weak to like David, che le persone passeranno da debole ad essere come and Davide. the house of David E la casa di Davide shall be like God. sarà come il di Dio. How many want to be like God? Chi vuole essere come Dio? How many want to be Amen. like Chi God? vuole essere come Dio? No, we're not God, No, non siamo Dio, but we can desire to be like ma God. possiamo essere come Lui. And that's what Jesus came for. E per questo Gesù è venuto He qui. didn't come just so that to die so we wouldn't have to. E non è venuto qua per morire così non dovevamo farlo noi. He came to die to show us how to. E Lui è venuto per morire e mostrarci come And farlo. God wants to reproduce himself in you. Perché Dio vuole riprodurre Lui stesso dentro te. That's why we're called the sons of God. Per questo siamo chiamati figli di Dio. Could you say amen? Puoi dire amen? And the world is waiting for the sons of Quindi God. il mondo ci aspetta i figli di Dio. Hallelujah. Amen. Raise your hand if you're with me. Alzate le mani se state seguendo. And do you know that Satan, E sapete che Satana, do you know what Satan wanted to do? sai cosa vuole fare lui? Lucifer. Lucifer. He was known as the light bearer. E lui era conosciuto come quello il portatore di luce. He was the anointed angel that covered. Era l'angelo unto che Do you copriva. know what he said out of his mouth? E sai cosa è uscito dalla sua bocca? I want to be like the Most High. Io voglio essere come quello grande. I il più want to grande. be like him. Io voglio essere come lui. I will. E lo farò. Everybody say, I will. Tutti voi dite per favore, io lo farò. 5 times Satan said, Cinque. I will, I will, I will, I will, I will. E lui ha detto questo 5 volte. I will ascend. Io mi alzerò, sarò alzato. I will sit upon the mount of the congregation. Io mi sederò sul monte della congregazione. I will be like the Most High Io God. sarò come l'Altissimo. But Dio. how many know
Ma sapete cosa? Because he wanted to go up. Perché lui voleva andare su, Everybody point up. tutti mettete il He dito su, got sent down. e lui l'ha inviato proprio giù. I beheld Satan falling like lightning. E lui è caduto come un lightning, un lampo, scusa, un lampo del Do you know cielo. what God did? E sapete cosa ha fatto Dio? God gave that to you and me. E lui ha dato questo a te e a me. That's how God embarrasses his enemy. E questo è come lui fa umiliare il Satana. The very thing Satan wanted Tutto quello che il Satana voleva fare was the very thing God gave his people, è quello che lui ci ha dato. that we can ascend, Che noi possiamo essere that alzati. we are called to sit upon the Che noi congregation. possiamo un giorno sederci sopra il monte della Scripture congregazione. says that even when we were dead in our sin, La Bibbia dice anche che quando eravamo morti nei nostri peccati, God raised us up together with him, lui ci ha rialzato insieme a lui and he made us sit together with him. e lui ci ha fatto sedere insieme a lui. How many believe the Bible? Chi crede nella Bibbia? And we are joint heirs with Jesus. E noi stiamo lì a trovarci in area con Gesù. The church. La Chiesa. That's why we don't have lukewarmness. E per quello non abbiamo morbidezza. We can't be lukewarm. Scusa, tiepidezza. Because the Scusa. Bible says the church Perché la Bibbia ha detto che la is going Chiesa to judge the world in the end. giudicherà il mondo alla fine. Hallelujah. Amen. Do you know who you are? Sai chi sei? Do you know what God has given you? Sai quello che ti ha dato Dio? All authority in heaven and earth Tutta l'autorità sul terra e cielo is his. è sua. And for whatever reason, E per qualsiasi he ragione gave it to you and me. lui ha dato a noi He didn't have to. e non doveva He didn't farlo. have to use us. Non doveva usarci, But he chose to use ma lui ha us. scelto di Could you say usarci. amen? Puoi dire amen? God has big things for every person. Lui ha grandi cose per ognuno di noi. You have the God potential inside of you. Tu hai il potenziale di Dio dentro di Put your te. hand on your belly. Metti la mano sulla tua The pancia. same spirit Questo stesso spirito that raised Christ from the che dead ha risuscitato Cristo dai lives morti inside of you. vivi dentro te. Hallelujah. Alleluia! Stop feeling bad for yourself. Smettila di sentirti male per te stesso. Stop feeling bad for yourself. Smettetela di sentirvi male per voi Shake it stessi. off Mandate via. and say, I'm going to step into everything God has for me. Io prenderò un passo su ogni strada che Dio ha per me. Amen. Amen. The best is yet to come. E il meglio è ancora per venire. Sempre per venire. So the Lord said, Quindi il Signore ha detto, in the last days, negli ultimi giorni, I'm going to pour io verserò on the house of David nella casa di Davide like a waterfall. come una cascata di... I'm going to pour, Io verserò and the house of David e la casa di Davide shall look like God. assomiglierà a Dio. I had a vision years ago, Io ho avuto una visione anni and I fa. saw people, Io vedevo persone, and I recognized them. io riconoscevo I loro knew who they were. e sapevo chi And erano. then I looked away, E quando ho girato il mio sguardo and I looked back, e ritornato a and it guardarli, was the face of Jesus. io vedevo la faccia di And Gesù. then I looked away, E ritornavo a guardare and I oltre, looked back, tornavo a guardarli and I knew the faces again. e vedevo le facce di nuovo. And then I looked away, E guardavo dall'altra parte and I looked back, e ritornavo lo sguardo and it was the face of e Jesus. vedevo ancora And I Gesù. couldn't tell E non sapevo whether I was looking at human flesh se stavo guardando persone umane or di I was carne looking at the Lord. o se stavo guardando il Signore. I believe E io in the credo last days, che negli ultimi God giorni is calling a prophetic people Dio sta chiamando delle persone profetiche that are going to walk so close with God. che cammineranno così vicino a Dio. How many believe that's Chi possible? crederà? Chi crede che questo è possibile? How many ever seen an older couple Chi ha mai visto una coppia di anziani? and if they're married 50 years, Sono sposati da 50 anni they start to look the same. e iniziano a sembrare, a somigliarsi anche. You ever notice that? They start looking Avete alike. già visto che si assomigliano? They finish each other's sentences. Finiscono le frasi uno per l'altro. It's almost like they're one È person. come se fossero una persona sola. In the end, E alla fine God is raising up a people
Dio sta alzando delle persone that are going to look like him, che si assomiglieranno a love Lui, like him, ameranno serve come Lui, like him, serviranno come go all Lui, the way like him. andranno tutte le Hallelujah. la via insieme a Lui. Could you say amen? Puoi dire amen? Amen. So everybody say Davide. Tutti ripetete So God Davide. said, I'm going to pour on the house of David. Quindi Dio ha detto io verserò sulla casa di Davide. David was two things. E Davide era due cose. He was a worshiper. Era un adoratore, David was playing lui suonava the instrument for Saul, gli strumenti per Saul and he was a worshiper. e era un adoratore. All of the Psalms Tutte le canzoni, that i we have i salmi che abbiamo for the body of Christ, per il corpo di all these Cristo things David wrote. sono state scritte da He Davide. was an incredible worshiper. Lui era un adoratore incredibile. He danced before the Lord. Lui ballava davanti al Signore. Amen. Amen. David might have been part Brazilian. E magari David era un po' brasiliano. Who knows? Chissà. Hallelujah. Amen. But not only was he a worshiper, Ma non era soltanto un adoratore. everybody say worshiper. Ripetete, adoratore. David was a warrior. Era anche un guerriero. He was a fighter. Era un guerriero. Turn with me to 1 Samuel. Prima Samuele, aprite per favore. Hallelujah. Amen. 1 Samuel. Prima Samuele, And I want to just pick this out quick. velocemente. When David is called, Quando Davide è chiamato, the first time we see a young man named Davide, la prima volta che sentiamo il nome di it comes Davide, from 1 Samuel 16. troviamo in prima Samuele 16 And the prophet of God, Samuel, e il profeta di Dio Samuele is going to come down to Jesse's house scende alla casa di Gessè because God had rejected Saul. perché Dio ha rifiutato Saul. God pulled the anointing off of Saul. Dio ha tolto la unzione da Saul Saul wasn't doing what he was supposed to do. perché Saul non stava facendo quello che Dio voleva che lui facesse. And the anointing, E l'unzione, people say, well, you're so anointed. le persone you hear chiedono, this ma language, people. Saul era un unto, era un unto. But God anoints for his purposes. Ma Dio dà l'unzione per il suo proposito. And the moment people get away from the purpose of E God, una volta che la persona va fuori dal proposito di Dio, the anointing will leave. perde l'unzione. Could you say amen? Amen. Is anybody here this morning? Sei tutti qua? Ok. Amen. So it's not, oh, that person's so anointed. Avete già sentito questo? Quella persona è così unta, usata And dal then they could Signore. go do whatever they want. E poi vanno e fanno quello che vogliono. No, the anointing is tied to the purpose of God. No, questo non è giusto perché l'unzione deve essere collegata al proposito di Dio per Saul la was vita. anointed, Quindi Saul era un but he unto, got away from the purpose of God of why he was anointed, ma mentre lui era sotto l'unzione di Dio, lui è uscito and dal God proposito pulled di the Dio. anointing. E quindi Dio l'ha tolto Do you l'unzione da lui. know he'll do that with a person? E sapete cosa questo può fare a una persona? He'll do that with a church. Cosa può fare a una chiesa He'll do that questo? with a denomination. Con una denominazione? When people get away from the purpose of God, Quando una persona esce dal proposito di Dio, he'll pull the anointing. lui toglie l'unzione. And it says E la Bibbia dice that God che Dio repented. si è God. pentito, si è That's pentito. what the Bible says. E la Bibbia dice così, che Well, lui who si è did- pentito. Who does God repent to? E come mai Dio si è pentito? Di chi Dio si è He pentito? said he repented that he made Saul a king. Lui si è pentito di aver fatto Saul un re. And he pulls the E anointing lui ha tolto la and unzione he's going to put it on somebody else. e deve metterla in qualcun altro. And so he goes to the house of Jesse Quindi lui scende, Samuele scende alla and casa he di Jesse calls the sons. e chiama i suoi figli. Now, when the prophet came to a house, Quando un profeta viene a una casa, the veniva, prophet in the Old Testament was prof- the spokesperson of God. Sorry. i profeti del Vecchio Testamento erano la parola parlata da Dio.
The prophet was God's spokesperson. E quindi lui era il viva voce, diciamo, del Dio, portavoce di Dio. Was a scusa. serious person. Era una persona sul serio, seria. And so when he came to a house, this is a big deal. Quindi quando veniva il profeta alla casa di qualcuno era una cosa In veramente fact, seria. when he showed up, Quindi infatti quando lui è apparso, è venuto, this is the biggest day in the history of the family. questo è stato il giorno più grande, più bello di quella famiglia. And the Bible E says la Bibbia dice that Jesse had all of his sons there. che Gessè aveva tutti i suoi figli lì And Samuel is going to anoint e Samuele doveva ungere the next king of il Israel. prossimo re di Israele. And so here we go. E eccoci qua. And he looks on the first and the oldest boy. E quindi lui guarda il più vecchio, più grande dei ragazzi And he looks great. e sembra And he fantastico. says, surely this is the guy. Sicuramente è questo l'uomo. But the Lord said, no, I've refused him. Ma Dio ha detto no, questo lo rifiuto. Because God doesn't look at the outward appearance. Perché Dio non guarda quello che è esterno. If God doesn't look at the outward appearance, Se lui non guarda allo sterno, all'apparenza, then we shouldn't look at the non outward dovevamo appearance. farlo neanche noi. But God looks at the heart. Ma Dio guarda proprio il cuore. When you learn to discern things, Quando tu impari a discernere le cose, look at the heart, guarda il cuore, someone's heart. il cuore di qualcuno. Look at the heart of a movement. Guarda il cuore di un movimento. People have to discern if this is God in Italy. Le persone devono discernere se questo è Dio in Italia. You just have to look at the heart of it. Quindi se vuoi discernere, guarda il cuore della What cosa. is the purpose of it? Qual è il proposito di tutto Oh, the questo? purpose of it is souls. O il proposito di questa, delle anime. Hundreds of people came to Christ this week. E questa settimana, per esempio, tante persone, centinaia di persone hanno accettato Gesù. Amen. Amen. Souls is at the heart of this movement. E quindi le anime sono il cuore di questo movimento. Raise your hand if you're with me. Quindi alza la mano se stai seguendo, grazie. So, and souls is a good thing Quindi anime sono un buon proposito, in a nation that's 99% unchurched. specialmente in una nazione come qua che il 99% sono non And cristiani. so God said that's not him. Quindi Dio ha detto no, Next questo non è that's quello. not him. Il prossimo Next neanche. one, that's not Il him. prossimo neanche. And then he gets to the end. E lui è arrivato alla fine. He says, "Is this all of your sons?" Tutto qua? Non avete più figli? He said, "Well, no. No, There's one more, c'è uno ancora. but he's out in the field Ma somewhere." lui è nei campi da qualche parte. In the biggest day in the history of his family, E quindi nel giorno più grande, importante di questa famiglia, David wasn't even invited. Davide non è stato neanche invitato. David wasn't there. Non era lì. Can you imagine that? Puoi The immaginare? biggest day in your family. Il giorno più bello per la tua famiglia, All your brothers and sisters i are tuoi there, fratelli, le tue sorelle sono lì, but you're not there. ma tu non sei invitato. You're out in the fields Sei- doing the labor. Sei nei campi a lavorare. So he called David. Quindi li hanno chiamato, And of course, e certamente, I say that this morning, e io dico questo questa mattina, because maybe you think God has forgotten you, perché può darsi che tu pensi che Dio si è dimenticato but di he te, hasn't forgotten you. ma lui non si è dimenticato di te. Amen. Amen. And when man doesn't choose you, E quando gli uomini non ti scelgono, don't worry, God will choose non ti you. preoccupare perché Dio ti sceglierà. You just stay faithful Rimane fedele and watch what God does. e guarda quello che Dio sta And so facendo. David, E quindi Davide, he now becomes a worshiper. che era già un adoratore, And here's the story. I'm just going to do it quick for the sake of time. vi spiegherò velocemente la storia per So- conto del tempo. So Israel is going to go into a battle. Quindi Israele sta per andare in una battaglia. And it says the Philistines were on one side Quindi i Filistei erano da una parte, and the children of Israel were on the other e i figli side. di Israele dall'altra. And there was a valley in E between. c'era una valle in mezzo. Everybody point to the valley. Puntate sulla valle. There was a valley. C'era una valle. Now the Old Testament uses prophetically the valley.
Quindi il Vecchio Testamento usa profeticamente la parola vale, il the vale, valley of the dry bones. è il vale delle ossa secche. Joel said, "There's multitudes in a valley of a decision." C'è una grande moltitudine nel vale delle decisioni. The fighting happened in the valley. Quindi la battaglia succede nella valle. That's where the fighting happened. Quindi è lì che la battaglia occorre. How many know the story of David and Chi Goliath? conosce la storia di Davide e Golia? And so all of a sudden the Philistines sent their champion, and he steps up and says, "Hold on. Ok. Quindi ad un certo punto i Filistei hanno inviato il migliore soldato, in mezzo è venuto e ha detto We aspetta, don't want to slaughter each other. non vogliamo massacrarci uno all'altro, Send us your best, quindi inviateci solo il vostro migliore and I'll fight him. e lotterò con lui And whoever wins e sia chi vinca will serve the other." servirà l'altro. And then he says, Chi perde, scusa, "I servirà l'altro. defy God." E io dico, vi dico che io sfido Dio And for 40 days and 40 nights. e per 40 giorni, 40 Do you notti, know 40 is a type of a generation? quindi 40 è il numero per una Raise your hand if you're with generazione. me. Avete capito? Si state The generation seguendo? is not just an age. Quindi la generazione non è soltanto un'età, It's also an atmosphere, a set atmosphere. è anche un'atmosfera, season. una A season. stagione. And for 40 days, E per 40 giorni- representing a season, E ripresenta una stagione. Goliath Golia would begin to mock God every day. ha iniziato a prendere Dio in giro ogni giorno. Do you know we live in a day right now? Sapete che giorni noi viviamo We oggi? live in a season right now Che stagione stiamo vivendo where people adesso? are mocking God La stagione dove le persone prendono Dio in all giro, over the world tutto intorno al mondo, like never before. come mai prima. It's not like it was 50, 60 years ago. Non è come è stato 50-60 anni fa. And you say, "I'm a Christian." E tu dici, io sono cristiano. People said, "Oh, that's cool." E le persone dicono, oh, But it's not bello, for me. ma non fa per me. Now, Adesso people are not just saying that's not for le me, persone non dicono no, non fa per me. but they're against us. Sono contro di noi. Raise your hand if you notice that. Avete già percepito questo? I traveled the globe, I can tell you. Io ho viaggiato il mondo e posso dirvi There's a questo. hatred E for ci those odiano. standing for righteousness, C'è un odio per quelli che sono fermi standing for holiness, nella rettitudine di Dio, nella santità. standing for Christ in their generation. Si mettono fermi per Cristo come generazione. So this giant has been mocking. Quindi questo gigante era lì a prendere Dio in giro, Hallelujah. a beffare di Dio. But the children of Israel are on the side scared. Ma i figli di Israele dall'altra parte erano spaventati. And it says E la Bibbia dice that Eliab, che Eliab, Abinadab, Shammah, che era Abinadab, these sons of Jesse ok, che erano figli di Gesè, that were not chosen. No, that's not him. No, that's not him. che non sono quelli non scelti, che questo no, questo no. They're on the sidelines scared. Erano lì schierati, spaventati. They were terrified. Erano terrificati. That's why God gave us their names. Per quello Dio ci ha dato il loro nome. And they're up there with Saul, Erano lì con Saul, who's king but has no anointing. quello re che non aveva unzione. And they mock God. E beffavano di Dio. And they didn't do anything about it. E Israele non faceva niente a And riguardo. over and over again, E questo si ripeteva they ogni would giorno. mock God. Beffavano di Dio. And so here comes a shepherd boy. E quindi lì arriva il He pastore. comes to the battle to deliver, E of lui è- all things, cheese. Quindi lui è venuto a consegnare a tutta loro This is del cibo. a great cheese, Italian story. Formaggio. È una storia proprio italiana. How many like Quanti di formaggio? voi piace il formaggio? Is there a person ever on this planet Esiste una persona in questo pianeta a cui non piace that il doesn't like formaggio? formaggio? How many love cheese? Quanti amano il formaggio? How many love cheese too much? Too Quanti much. amano troppo il Yeah, formaggio? yes.
And guess what country has the best cheese? E indovinate quale paese c'è il formaggio migliore? Hallelujah. E voi. Amen. This is a Amen. great Italian story. E questa è una vera storia italiana. David is coming to bring cheese. E quindi Davide è venuto a portare del formaggio. I've got mozzarella. È una mozzarella I've magari. got parmigiana. Parmigiano. I got pecorino. Pecorino. Asiago. Oh, sa tutto. What would you like? E cosa vi piacerebbe? And while he's delivering E cheese, mentre lui sta lì he hears. a consegnare, Everybody touch your ear. quindi lui ha sentito, Touch your neighbor's ear. Go toccate il ahead. vostro orecchio e toccate l'orecchio del compagno. No, don't vicino do a that. voi. Don't do that. No, non fate questo. He hears the same words. Quindi lui ha sentito le stesse parole I mock God. di beffare, I beffando di Dio. I defy God. Io sfido Dio. It says that there was 10 cheeses. E quindi 10. da lì dice che c'erano 10 formaggi. Just for full disclosure. E per darvi precisamente un numero. Amen. Goliath came out, E Golia è venuto and it says all the Israel was scared. e dice che tutto Israele era spaventato. Justin, could you play behind me as I clear? And everybody was terrified. E tutti erano spaventati. And all of the people said, "Have you seen this guy? E tutte le persone dicevano: ma avete visto questo uomo? He's defying Israel." Lui sta sfidando Israele. They were all talking about how big this giant was. E tutti parlavano di quanto grande era quel gigante. But David heard something else. Ma Davide ha sentito qualcos'altro. When he heard the mocking, Quando lui ha sentito chi beffavano, he said, "What's going to be done for the guy that kills this guy?" lui ha chiesto: cosa succederà a chi uccide quest'uomo? Now he's little David. E questo era un piccolo And this Davide. is big Goliath. E questo era un grande But Golia. David, he thought differently. Ma Davide ha pensato diversamente. As a man or woman thinks, so are they. Come un uomo o una donna pensa, così sono fatti. That's why when we get born again, Perché per questo quando siamo rinati, how many given your lives to chi è Jesus? qua già rinato e dato la vita We're a called Gesù? born again. Noi siamo chiamati All things rinati. are passed away. Noi, All things are passed away. tutte le cose sono passate. You're doing great, by the way. Very good. Ok. But now, Ma adesso man is a spirit. l'uomo è è spirito. We live in a body. Noi viviamo in un corpo. We have a soul, a mind. Abbiamo un'anima, una mente. God said we have to renew that mind. E Dio dice che noi dobbiamo rinnovare la We nostra have to mente. change the way we think. Noi dobbiamo cambiare il modo in cui noi pensiamo. And we got to think according to the Word of E God. dobbiamo pensare secondo la parola di Dio. Hallelujah. Amen. So these other men heard Quindi questi altri uomini hanno and sentito they were scared, e erano spaventati, terrified. But terrificati. David heard, Ma Davide ha and he sentito, heard somebody mocking God. ha sentito qualcuno che prendeva Dio in giro. David wasn't enamored by how big the giant was. Lui non era spaventato da quanto grande era il gigante, non era indegnato, diciamo. Because David was a worshiper and he knew how big God was. Perché lui era un adoratore e sapeva quanto grande era il suo Dio. He said, "Is this guy serious? E ha detto: ma I sul serio I don't questo care if uomo? you're 8 feet, 10 feet, 12 feet. Non mi importa se hai 2, 3, 4 metri. God makes planets. Dio ha fatto pianeti. God says, let there be light. Dio ha detto che ci sia luce. And light was. E la luce fu. God is bigger than Goliath. Dio è più grande di Golia. God is kind of Alleluia. much bigger than Lui è Goliath. molto più grande di Golia. So David goes, is this guy E serious? quindi Davide dice: ma fa sul Like serio? does he know who he's mocking? Sa lui di chi sta prendendo in giro? And then David E says, Davide dice: what's going to be done for the guy that kills him? cosa succederà all'uomo che uccide questo gigante? And David hears, E Davide senti: you're going to get to marry the king's daughter. dovrai sposare la figlia del re. Nothing will motivate a young man Niente può motivare un giovane uomo more than a young woman. più di una bella fanciulla, di una He bella goes, I'm going to ragazza. get the king's daughter? E quindi
avrà la figlia del re? Check. I'm in. Ci sono io, Hallelujah. Amen. Amen. That's in light of Valentine's Day, okay? Questo è per riaccendere il giorno di San Valentino. All right, how many know the story? I want to close it. Conoscete la storia, vero? And David said, who is this uncircumcised Philistine? Davide ha chiesto, ma chi è questo incirconciso filisteo? Why did he call him uncircumcised E perché Philistine? l'ha chiamato Because incirconciso? he's recognizing he's not in a covenant with God, Perché si riconosceva che lui non era in un patto con Dio, but he's in a covenant with ma lui God. era dentro il patto, If l'alleanza God col is Signore. for you, E se Dio è per te, who can be against chi you? sarà contro di te? Amen. And so David says, I'll go. E a Davide ha detto, I'll take care of this guy. ci andrò io e prenderò cura di questo You know, we uomo. tell these stories as sermons, right? E lui dice queste storie come sermoni. But this is a human factor here. Ma in questo caso abbiamo il fattore umano. His life is on the line. La sua vita è in gioco. Like he's facing death. E lui sta proprio davanti alla morte. Sta It's a affrontando. nice sermon, but he's facing È bello dying. come sermone, ma per lui era la morte che lui stava And affrontando. so immediately says, Saul, who do you think you are? You're going to go fight this guy? E ha detto, quindi lui si è messo davanti al re Saul e ha detto, ma chi lui pensa di essere? Cosa farai contro questo? When you try to do something for God, not everybody's excited around you. E quando tu devi fare qualcosa per Dio, non è che tutti intorno a te saranno eccitati. Ah, che bello di fare la cosa con te. And that's okay. David pressed past it. E quindi va bene, lui ha lasciato stare. He said, I'm your guy, I'm Ha going. detto, vado io sono l'uomo. Could Vado you io. say amen? Potete dire amen. And of course they said, fine, fine. E certamente loro hanno detto, va bene, va And bene. they said, you're going to need all this armor. Quindi hanno preso tutta l'armatura, ha detto, avrai bisogno di questo. He didn't need the armor against the lion or the bear. Ma lui non ha avuto bisogno di nessuna armatura contro il leone, contro l'orso. He grabbed the lion by the mane. E lui ha preso il leone per la mascella. And so they put all this armor on David. Quindi hanno messo tutta questa armatura su di lui. I can see him probably trying to move like E io this. posso vedere che lui camminava più o meno così. And finally he realizes E finalmente lui percepisce, vede this is not going to work. che non funzionerà. And he takes all that E armor lui off. toglie tutta quell'armatura. Because how many know it wasn't going to be about the armor? E quanti ne sanno che non è sull'armatura? And he said, E lui ha detto, you're going to know saprai that God doesn't save with a sword and a spear. che Dio non salva come una spada sullo spirito. But I come to you in the name of the Lord of hosts. Ma io vengo su di te nel nome del Signore. Do you know God has a lot of names for himself? Sapete che Dio ha tanti nomi per lui stesso. Jehovah Jireh. Geova Jireh. Anybody know what that is? Sapete cosa My significa? provider. Il mio proveditore. Jehovah Rapha. È Rafa, Jehovah Rafa. God my healer. È il mio guaritore. Jehovah Shammah. Jehovah Shalom. Shalom, Shama, Shalom. He's known as El Shaddai, Emmanuel. Tutti i nomi di Dio. God has a lot of names for Lui ha himself. tanti nomi per se But stesso. there's one name that he used 240 Ma times. c'è un nome che lui usa 240 volte. There's one name that he used more than any other name by far. C'è un nome che lui usa più di qualsiasi altro nome che possa He essere said, usato. I am Jehovah Sabaoth. E lui ha detto, io sono Jehovah Sabah. I am the Lord of hosts. Sono il Dio di quelli che sono incatenati. I am the incatenati. Lord of the angel armies. Io sono Dio degli angeli, dell'esercito di angeli. And David knew that. E Davide lo sapeva. And he said, God doesn't save with a sword and a spear, Quindi ha detto, Dio non salva con la spada, but I come to you ma io vengo da te in the name of nel Jehovah nome di Sabaoth, Jehovah Sabah, the Lord of the angel armies. è il Dio dell'esercito degli angeli. And what does he do? E cosa fa? He walks out, Lui cammina, he steps into the valley. lui cammina dentro la valle. Finally, entra. somebody stepped into the valley. Finalmente qualcuno ha il coraggio di entrare nella valle. This week we asked people,
E questa settimana abbiamo How many chiesto of you alle a persone: Jehovah Witness quanti di voi siete testimoni di Geova? has ever come to your house or your neighborhood or Avete mai somewhere? visto qualcuno? Sicuramente How avete many sentito ever già. seen a Jehovah Avete visto, Witness come? ricevuto Raise your qualcuno? hand. Alzate la mano chi li ha Come già on, go like visti, this. Go like ricevuti. this. Sì. Okay. How many of you Mormoni or Quanti ha Mormon? visto i Anybody? mormoni? Okay, a little less. Meno, un po' meno. How many of you a Holy Spirit Christian Quanti avete ricevuto la visita Has- di un cristiano has knocked on your dello door? Spirito che ha bussato alla vostra porta? No, zero. Zero, nessuno. Zero. How many of you, Quanti di voi and I'm serving God a long time, servite che lui serve Dio and da tanto my hand would be up. e la mia mano sarà How alzata? many of you have never been approached Chi di voi non è mai stato at a football game, è stato avvicinato in una partita di calcio at a cinema, o al cinema at a central commercial, o al a centro mall, commerciale at a gondola? o in gondola? How many have never been approached Chi non è mai stato avvicinato having a latte macchiato? mentre era a bere un macchiato? How many have never been approached Non è mai stato avvicinato and somebody shared the gospel with you? e dopo qualcuno qualcuno che voleva condividere il Vangelo con te Here in Italia, how many qua in have Italia? how many has never been approached Chi in non è a mai stato public avvicinato space? da qualcuno che voleva condividere il Come Vangelo on, go con like te? this, go like this. Alzate la mano. What are we saying? Nobody's in the valley, Quindi cosa abbiamo detto? Non c'era nessuno nella but the valle, enemy's in the valley, ma il nemico era nella and valle. he's stealing and he's killing and he's E destroying, lui era lì che sfidava, che uccideva, che distruggeva. and he's bringing cocaine and heroin, E lui sta portando cocaina, eroina, prostitution and prostituzione, pornography, pornografia, and he's love of money. amore per il denaro. He's in the valley, Lui è lì nella valle and he's destroying e people's lui lives sta distruggendo la vita delle persone. every day. Ogni giorno He's in this lui valley, è lì nella valle, mocking God prendendo Dio in and giro destroying e lives. distruggendo vite. But here we are on the Ma sidelines, noi siamo qua and we're scared, schierati, and we're terrified. spaventati. But the spirit of David, Ma lo spirito di Davide, God is releasing the key of David. Dio sta liberando la The chiave house di of Davide, David. la casa di Davide. They think different. Loro devono pensare No, diversamente. This is Italy. No, questo è Italia. This land was dedicated for the gospel. Questa terra è stata dedicata al Vangelo. This land gave the gospel to the Questa terra world. ha sparso il Vangelo al mondo. No. You can't have Italy. No, non potrai avere Italia. You can't have Italy. Non potrai avere Italia. And so David says, Quindi "Up." Davide And dice, the enemy goes, am I a dog? e il nemico dice, sono un cane? Is this a joke? È uno scherzo? You gonna send a little guy? Mi avete inviato un ragazzino? I'm gonna tear you up, Io young lo guy. spezzerò in mezzo, a metà. And you know what he said? He's not scared. E sapete cosa dice Davide senza paura? I'm telling you. Io vi dico, David was thankful there was no lion or bear. He'll take out that Goliath. lui ringraziava perché non era un leone e non era un orso, ma David lui said, doveva no. sconfiggere Goliath. Today, E lui ha detto, I'm oggi tearing your head off. io toglierò la tua testa. I want you to look at me. Guardate me, You live in a spiritual battle. tu stai vivendo una battaglia Come on, look at spirituale. me. It's not what you think in your life. Non è quello che tu pensi nella tua vita. You're trying to get your circumstances, but you're in a spiritual battle. Tu stai guardando le tue circostanze, ma non è questo. Hai una battaglia When spirituale. Jesus is in a boat Quando Gesù è nella and he's barca going to the other e side, andava all dall'altra the water parte, came in the boat, e quando l'acqua è entrata dentro la and they thought barca they were going to die e tutti erano because that disperati, was their circumstance. moriremo Water in perché the guardavano le circostanze dell'acqua dentro la barca They got to say, we got to get the water out of e the boat. pensavano a togliere l'acqua della barca. Come on, this is the land of boats. E quindi questa è la terra delle barche. But Jesus gets up from sleeping because they wake him up. Ma Gesù si sveglia perché loro l'hanno And, svegliato. and what does he do? E cosa fa? He rebukes the wind. Lui ha detto al vento di fermarsi. He rebuked what they couldn't see. Lui ha rifatto quello che loro non potevano vedere, That was causing what they do see. che era quello che causava
Because they're in il a problema che spiritual stavano battle. avendo. Perché la battaglia era spirituale. There's things in your life you can't see. E ci sono delle cose nella tua vita che non There's- riesci a vedere. There's an enemy trying to kill you, stop you from success. C'è il nemico che è lì che prova a ucciderti, a toglierti il successo. That's why it's a spiritual thing first. E per quello è una battaglia spirituale prima. Could you say amen? Puoi dire amen. That's why one great man, È per questo che un grande uomo, his name was Smith Wigglesworth. che è Smith Anybody Wigglesworth, ever heard of him? avete mai sentito parlare di He lui? said it's more important to learn how to pray È più importante imparare come pregare than get a college education. che prendere una laurea. You can have a master's degree. Puoi avere un master You degree. can be the most educated. Puoi essere il più sappio della You can have the stanza. most money. Puoi avere più soldi di tutti. Satan is not moved by that. Satana, cioè, non si... He'll come after you. A lui non importa questo. Lui Raise verrà your hand if contro you're di getting te. anything out of this morning. Stai passando per qualcosa del genere? I'll Alza la close. mano. I'll close. Eh. David made haste and he ran. Ok, Davide ha corso. Everybody else was sitting on the side scared. Tutti erano seduti e spaventati. But David ran Ma Davide è corso verso the la enemy. battaglia, verso il and he nemico. engaged the enemy E lui ha coinvolto il nemico. for God to bring breakthrough in your life. Perché lui, quindi per Dio portare You're la gonna have to vittoria confront nella your tua enemy. vita. Dovrai You're going to have confrontare to il tuo confront your nemico. enemy. Devi affrontare il tuo nemico. Don't let the enemy run rampant in your life. Non lasciare il nemico che passa lì nella tua vita. What you put up with, you'll keep. E cosa ti stai passando? You attack it head on. Devi attaccare, devi affrontare. Hallelujah. You have authority. Hai autorità. So they ran, he ran. Quindi lui ha corso. You know what he did? E sapete cosa ha fatto? He took 5 smooth stones. Lui ha 5. preso 3 pietre 1, lisce, 2, tonde. 3, 4, 5. 5. 5. 5. I got that right? Yes. Very good. And he took us and he Ha You know what he preso, did. sapete cosa ha fatto? and he knocks the giant out. E lui fa cadere il gigante. See, it wasn't about all the armor and the swords. Quindi non c'entravano né le armi né l'armatura. And here's the cool part of the story as we close. E quindi adesso è la parte della storia. Noi David goes finiamo. down to Goliath Lui va fino a Golia and he takes his own sword e prende la propria spada di Golia and he cuts his head e off. taglia la sua testa. And when he cut the head of the E giant, quando lui taglia la testa al it gigante, says la Bibbia dice che i Filistei saw their giant was tore up hanno visto che il loro gigante aveva la testa and they mozzata, said, "We're out tagliata, of here." e hanno detto siamo And they turned and fregati, went and jetted. e sono tornati indietro e hanno And the corso. children of Israel E i figli di that Israele were sitting on the che erano sidelines, seduti All of a dall'altra parte, sudden, all'improvviso they got courage. hanno avuto coraggio, They got bold. hanno avuto il coraggio And they ran into the valley. e hanno corso nella valle. They ran and they chased the Philistines Hanno corso e hanno seguito i Filistei off of the land. e hanno espulso loro della loro terra. Could you say amen? Amen. Under the spirit of Saul, E sotto lo spirito di Saul, and the church has been under a spirit of Saul. e la chiesa purtroppo è sotto lo spirito di Saul. Just sitting on the sidelines. Seduti lì, People in the church, le persone nella chiesa they have so much potential. hanno tanto potenziale, They've never engaged in the valley. ma non vanno mai nella valle. But God is bringing a fresh wave. Ma Dio sta portando un'ondata And it's fresca, unlocking the destiny. sta aprendo, Of all these scatenando il destino Come on, della chiave. put a key. Go ahead, put a key in your Mettete la neighbor. Go ahead. chiave del tuo vicino The key per of David. aprire. Go ahead, give him a key. La chiave di Davide per aprire. Turn to your other neighbor, give them Dai, the aprite key. il vostro vicino, Turn to the person behind you, give E them anche la persona dietro te. Okay. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift your hands as we Alzate le close. vostre mani, per favore. David, Davide, a man after God's own heart. un uomo col secondo cuore di Dio.
He still had a Goliath. ancora aveva un Golia, He still had an Absalom. aveva ancora un Absalom, He still had a Bathsheba. ancora aveva una battaglia. He still had a Betseba, Saul. aveva Saul. Challenges come Le sfide vengono not because you're going the wrong way. non perché sei nella strada sbagliata. Challenges come Le sfide vengono because you're going the right way. perché sei nella giusta strada. Hallelujah. Amen. Alleluia. It was in a cave. Lui era nella caverna. Just lift your hands, close your eyes. The Holy Alzate le Ghost. mani, It was chiudete i in a vostri occhi. cave, Quindi lui era dentro la a caverna, hiding place. un posto dove nascondersi. Can the band come? Can you guys come? Potete venire, ragazzi della It was in band? the hiding place. Lui era nascosto. Boy, I feel the anointing all over this room right now. Io sento la unzione in questo This posto church adesso. is a tabernacle of David's. Questa chiesa è un tabernacolo di Davide. sì. Hallelujah. Amen. David found refuge, E Davide ha trovato and his rifugio enemy was brought right to him. e il nemico è portato proprio davanti a lui. When you start resting, Quando tu ti riposi, inizi a riposare. God starts working. Dio inizia a lavorare. Hallelujah. Amen. David used his sword, Quindi Davide ha usato la sua spada, which was the word of God. che era la parola di Dio. And because he used his sword, E perché lui ha usato questa spada, both of his enemies, entrambi i suoi nemici, Goliath and Saul, Golia e Saul, they both were destroyed by their own swords. entrambi sono stati uccisi dalla propria spada. Lift your hands as we close. E alzate le mani mentre noi chiudiamo. Before there was the Bathsheba bathing, Prima che succedesse la storia di there was Batseba, a David withdrawing, aveva un Davide con holding back, pulling back che teneva le cose dentro, from the battle. che andava indietro nella Even battaglia. when you're tired, church. Quindi anche quando sei stanco, Even when you're weary, church. quando sei debole, Keep pressing forward continui a camminare in avanti and doing his will. e fare la volontà del Signore. David was faithful with the ordinary, Davide era fedele nell'ordinario, while God was planning his extraordinary. e mentre Dio pianificava l'estraordinario. Continue to do what he said. Continua a fare quello che lui dice It will lead you to what he promised. e ti porterà a quello che ha promesso lui per te. And lastly, lift both hands as we close. E per finire, alzate entrambe le vostre mani. What does Goliath mean? Cosa significa Goliath? Goliath means to uncover. Significa lo scoperto, To uncover. scoprire. You'll never know Non saprai mai what's inside of you quello che c'è dentro te until a Goliath shows up. finché Golia non viene You'll never da know te. what you're made of Non saprai mai di cosa sei fatto until circumstances show up. finché le circostanze non vengono, But you will overcome. ma tu li supererai. You're already victorious. Sei già un vittorioso He always causes you to triumph. e lui sempre porterà il trionfo alla tua vita. This is our victory E questa è la nostra that vittoria, overcomes the world, che può superare il mondo, even our faith. anche la nostra fede. Champions. Campioni, Lift your hands as we close this morning. alzate le vostre mani. You are champions. Voi siete campioni, dei You are vincitori. victorious. Vincitori. You win. Tu You vincerai. win. Tu vincerai. Hallelujah. Alleluia. Stand up on your feet all over this room. Alzatevi, alzatevi. Davids. Alzatevi, Davids. Davide. God is calling Davides. Lui ha chiamato, sta chiamando dei Davide. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Woo! Con la vera adorazione, con tutto la It's all about you. soltanto a te, Jesus. Ripeto per quello che ho fatto. Declare it this morning. Dichiara questa mattina A man or woman after God's heart. che sarò un uomo, una donna secondo
God. tutta la strada per te, Signore. No matter the Non circumstance, importano le circostanze. I put you first. Io ti metterò al primo posto. I put you first. Ti metto in primo posto, Signore. It's all about you. Soltanto su di te, I'm Gesù. coming back. Oh, Alleluia. oh God, oh God. Gesù. All in. Who will go all the way for me? Chi andrà tutta I la will, strada I con will, me. Lord. Io lo farò, Signore. Who will be like God? Chi sarà come Dio? Il dolore tuo, Dio eterno Who will be like God? Chi sarà come Dio? io sono qui, Solo la mama. solo e semplice. Fire here this morning. C'è fuoco qua questa mattina. E canto che offro a te, dice tutto di me, spero che lo amerai. Fire here this morning. C'è fuoco qua questa mattina. Alleluia. Unleash the spirit of David, God. Libera il spirito di Davide, Signore. Unleash the spirit of David. Libera lo spirito di Davide qui questa mattina, Signore. Tutta la vera adorazione, ti ritorno a te, soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ho fatto, quando riguardo te, soltanto a te, Gesù, tutta la vera adorazione, mi ritorno a te, soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ho fatto, soltanto a te, Gesù. Noi adoriamo la tua presenza. Soltanto a te, Gesù. Versa il tuo spirito, Signore, lo spirito di Davide, Signore. Noi crediamo in te, crediamo nel sovrannaturale della tua presenza qui, Signore. Se c'è qualcuno che ha bisogno, no, di ricevere preghiera, chi vuole un rinnovo, chi vuole essere rinnovato, vieni, vieni. Amen, non avere paura, amen, non avere paura, amen. Oh, Riananaya, Sherianamaya, Serianas. Irianamaya, Shorianaya, Serianas. Santo, 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 oh, Rianamaya, Sherianas. Più fuoco, Signore, la tua chiesa ha bisogno, Signore. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torna la vera adorazione, mi ritorno a te, soltanto a te, Gesù, mi pento per
Spirito qui. Soltanto a te, Gesù, Gesù, Gesù. Infoca la tua chiesa, infoca la tua chiesa, Gesù, infoca la tua chiesa, Signore. Gesù, Gesù. Soltanto a te, Gesù. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Soltanto a te, Gesù, mi metto per quello che ho fatto. Quando riguardo c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Soltanto a te, Versa di più, Signore. adorazione. Versa sulla tua chiesa, Signore. Oh! Soltanto a te, Gesù. Soltanto a te. Lei. Questa donna, se tu vuoi ricevere questo questa mattina, il pastore Daniel ha chiesto a me di pregare per le persone. Se tu hai bisogno di un tocco di Dio, oggi qui c'è l'unzione di Davide e noi vogliamo ungere voi per servire. Venezia non ha bisogno di me. Venezia ha già te. Dio ha chiamato te. Tu hai qualsiasi cosa sia necessario. E Dio vuole soltanto sbloccare questo in te. E se tu vuoi questo, tu puoi venire qui, noi vogliamo pregare per te. Amen. Alzate le mani al cielo, alzate le mani in cielo. Oh, santo, 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 santo. Oh, Giana Maya, Giana Maya, Giana, Giana Maya. Alleluia. E che Giana so, Giana Maya, Giana so. Soffia un vento nuovo, Signor, soffia qui, Signor. Oh, Giana Maya, Giana Oh, Gesù. Oh, che Giana Maya, Giana E Giana so, Giana Maya, Giana. Só tu sei santo. Oh, 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 oh. Acho que uma Maia, né? Não, acho que uma outra. Ok. Santo, santo. Tu sei santo. Nada come te. Isso não tem come te. No risveglio, Signor, soffia un vento fresco. Nada é come te. Gesù, tu sei santo.
sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. È stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati ormai e ora siamo più di 2 o 3. Il cuore sono predisposti a bruciare per te. Tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Rabasheri canta, terra basheri anda e la rabasheri canta la massa, terra barabasheri anda e la rabashera Spirito Santo vieni, Spirito Santo tocca, Spirito Santo infuoca la tua chiesa, infuoca i cuori, infuoca i cuori, infuoca i cuori. Alleluia, fuoco, fuoco. Versati il tuo fuoco come nel giorno di Pentecoste, versa il tuo fuoco, versa il tuo fuoco sulla tua chiesa, versa il tuo fuoco sulla tua chiesa, Spirito Santo. Oh Rabasheri canta e la rabashera basturianda. Tu sei santo, nessun altro, nessun altro, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Santo,
santo, santo, santo, santo, santo. Tu sei santo, Signore, versa il tuo spirito qui ancora. Noi vogliamo ancora, Signore, per traboccare davanti a te. Santo, 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 sei tu che ci fai fiorire. Sei tu la primavera del mio cuore, sei tu, solo tu, Signore. Sopra di ogni nome, di ogni potenza di troni e domini, il tuo nome, al di sopra di ogni nome. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome al di sopra di ogni nome. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome al di sopra di ogni nome. Di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome al di sopra di ogni nome. Grida agli angeli, santo, grida il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Noi cantiamo a te, santo, nostro re lei è, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Oh, perché il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome
profondi dove tu sei. Portaci, Signore. E lì, guardando nei tuoi occhi, i tuoi misteri scoprirò. La tua voce mi ha chiamato, tu mi hai fatto ricordare chi veramente sono, nascosto in te, ho visto la libertà. Le mie radici ora sono sane, con le tue parole d'amore hai annaffiato il mio cuore. Forte in te io sono, forte in te io sono. Più profondi dove tu sei. E lì, guardando nei tuoi occhi, a gente Aleluia, aleluia, santo, 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 santo. Senhor, vento impetuoso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
mie radici ora sono sane. Con le tue parole d'amore hai annaffiato il mio cuore. Forte in te io sono. Forte in te io sono. Luoghi più profondi dove tu sei, e lì guardando nei tuoi occhi i tuoi misteri scoprirò. Più profondi dove tu sei. Alziamo le mani, alziamo le mani, alziamo le nostre mani, alziamo le nostre mani. I tuoi misteri scoprirò. Vogliamo dichiarare una cosa. Io so che questa mattina non sei venuto per caso. Il Signore ti ha scelto per parlarti questa mattina e ti ha unto perché tu sei un vincitore. Vogliamo uscire di questo luogo con la certezza che noi siamo vincitori. È vero, non vogliamo più stare seduti, vogliamo entrare. Vogliamo andare in valle dove vogliamo sconfiggere il nostro nemico. Non abbiamo paura perché colui che è in noi si chiama leone. Si chiama leone. Alza le tue mani. Ancora una volta vogliamo dire al Signore: riempimi dello Spirito come tu l'hai riempito a Davide, che non vede nient'altro più grande di te, che ogni cosa davanti a me sia piccola, ma tu mio Dio grande. Da oggi io volevo dire alla malattia, al problema, che guarda, io ho un Dio grande. Alza le tue mani. Padre, a te gloria, perché tu sei Dio fedele. Tu non cambia mai. Quello che hai fatto in tempi di Davide, tu lo stai facendo nel nostro tempo. Grazie perché tu ti hai scelto e tu ci hai messo a parte affinché noi possiamo partecipare alla vittoria di Cristo Gesù. Oggi, grazie perché tu ci hai riempito, tu ci hai unto e tu ci hai dato la tua vittoria. Con questa vittoria noi usciamo di questo luogo, entriamo nel campo per la battaglia che sappiamo che è già vinta. Perché Cristo è in noi e la gloria, gloria, gloria. Alza la tua mano, Signore. Benedici il tuo popolo. E dichiariamo che ogni persona che era venuto qua con la malattia è stata guarito nel nome di Cristo Gesù. Colui che era venuto come un problema, tu gli hai dato la soluzione nel nome di Cristo Gesù. Colui che era venuto preoccupato, triste, tu gli hai dato la gioia nel nome di Cristo. Padre, grazie perché tu hai usato, Signore, i tuoi strumenti, queste servi che tu hai mandato a noi. Vogliamo benedirli nel nome di Cristo e che la tua Chiesa viva il tempo del cambiamento, vivi il tempo di risveglio, vivi il tempo, Signore, della vittoria. Grazie per ogni cosa. Così preghiamo dicendo che la grazia di Dio Padre,
l'amore di Cristo manifestato e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Andiamo in pace nel nome di Cristo. Applaudiamo il Signore. Alleluia. Hosanna. Alleluia. 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 Buona domenica a tutti e buona settimana. I tuoi misteri scoprirò.